Per porre un freno all'abitudine di depositare i rifiuti nei cassonetti di Agrigento da parte dei cittadini residenti nei comuni limitrofi, il sindaco della città dei Templi, Lillo Firetto, aveva chiesto l'intervento del prefetto Nicola Diomede. Così oggi in prefettura si è tenuto un tavolo tecnico sull'argomento con i rappresentanti dei comuni limitrofi, tra cui Favara e Porto Empedocle, sperando che si possa arrivare a reprimere definitivamente l'abuso. Fino a ieri la Polizia Municipale di Agrigento ha elevato 266 contravvenzioni, di cui 148 nei confronti di agrigentini, 39 a residenti a Porto Empedocle, 28 a Raffadalesi, 16 a cittadini di Favara e il resto ad abitanti in altri comuni dell'Interland e in altra provincia. Per quanto riguarda la città capoluogo, la maggior parte delle multe riguarda la via Sirio al villaggio Mosè, seguita dal quartiere di Monserrato. Intanto arriva la conferma che la raccolta differenziata verrà estesa a tutta la città di Agrigento entro l'anno. Sempre in tema di rifiuti, una sentenza del TAR assolve l'operato del comune di Agrigento riguardo il servizio di spazzamento. A rivolgersi al TAR contro la relativa delibera del Consiglio Comunale era stata la Gesa. Assessore, possiamo fare il punto sulla differenziata? I tempi sono quelli che già erano stati indicati per l'avvio? Sì, non siamo riusciti ad anticipare. Noi abbiamo lavorato per riuscire ad anticipare ad agosto, ma il ritardato arrivo dei mastelli per la raccolta differenziata dei carrellati ci ha costretti a partire adesso a fine settembre. Adesso entro fine settembre arriveranno tutti i carrellati e tutti i mastelli e quindi sostanzialmente gli step saranno quelli previsti dalla variante, quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre. Quindi entro la fine dell'anno sostanzialmente tutta la città partirà con la raccolta differenziata. Una sentenza che dà ragione al Comune. Sì, è la sentenza del TAR sulla vicenda del servizio di spazzamento garantito dai 23 della ex Gesa, oggi SRR. Come sapete, come ricorderete, nell'approvazione della Tari del 2016 il Consiglio Comunale, di concerto con l'amministrazione, decise di tagliare quel servizio di spazzamento, dicendo che non c'era nessun contratto che legasse il Comune alla Gesa. Era un servizio che noi decidevamo di acquistare e da quel momento decidemmo di non acquistare più. C'è stato un ricorso al TAR, adesso il ricorso al TAR ci ha dato ragione, non c'era, come dicevamo noi, nessun contratto che ci obbligava a mantenere quel personale, ma la sentenza dice un'altra cosa, secondo me ancora più importante, sancisce che quello che abbiamo continuato a fare è più che legittimo, oltre che doveroso dal punto di vista politico, sociale ed economico. Un comune può tagliare il numero del personale laddove veda la necessità di ridurre i costi. Quindi non è vero che se c'è il personale me lo devo tenere tutto, ovviamente se io devo tagliare i costi posso anche tagliare il personale. Noi siamo riusciti in 2 anni a tagliare 50 unità di personale senza che nessuno abbia perso il posto di lavoro, quindi siamo riusciti a produrre nel medio termine un grosso risparmio per i cittadini di Agrigento senza che questo abbia prodotto un problema sociale di alcun tipo.